There she stands, just like someone that you see on a movie screen, like a picture from the page of a magazine. And I have never seen a more beautiful beauty queen. And she stands, just like something that was made a long time ago, like a statue by that guy Michelangelo. And she don't even know how much I really love her so. I wanna tell her but I'm way too scared, and my feeble heart is not prepared for the damage if this love's not shared by her. We're not going out, I only wish we were. I only wish we were. There she stands, with the brilliance of the sun burning in her eyes. When I see her hanging out with those other guys, she doesn't realize something in my heart just dies. I wanna tell her but I'm way too scared, and my feeble heart is not prepared for the damage if this love's not shared by her. We're not going out, I only wish we were. I only wish we were. I can feel her warm within my arms, just before the sound of my alarm calls me back to no one. I wanna tell her but I'm way too scared, and my feeble heart is not prepared for the damage if this love's not shared by her. We're not going out, I only wish we were. 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 Feeble heart is not prepared for the damage if this love's not shared by her. We're not going out, I only wish we were. I only wish we were. I can feel her warm within my arms, just before the sound of my alarm calls me back to no one. I wanna tell her but I'm way too scared, and my feeble heart is not prepared for the damage if this love's not shared by her. We're not going out, I only wish we were. 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 Allora, Mauro Gallo, il direttore generale, si è appena conclusa l'amichevole con il Portoviro. Allora, com'è andata questa partita? Ma direi che fa parte dell'iter della preparazione. La squadra viene da 2 settimane di doppia seduta e quindi penso sia un po' da considerare il fatto che siamo un po' imballati. Sicuramente come impostazione di gioco c'è già un'impronta da parte del mister. Adesso dalla prossima settimana si comincerà a lavorare un po' sulla rapidità, sulla velocità e quindi speriamo di vedere qualcosa di più interessante. Siete soddisfatti? Diciamo, ho visto un bel po' di pubblico, mi sembra che come prima partita amichevole, adesso io non ho molta esperienza calcistica, però mi sembra che oggi ci sia stata un bel pienone, mi sembra. Ma a direi la verità, anche l'altra partita amichevole che abbiamo fatto in famiglia, la tribuna centrale era completamente piena. Ma speriamo, se questo è il buongiorno, che continui quando sarà il momento opportuno, dove forse anche il calore del pubblico sarà molto importante.
A proposito di calore del pubblico, ti faccio una domanda, spero un po'. E niente, insomma, c'è questa questione degli ultras che si sono sciolti. Insomma, penso che un po' dispiace che ci sia la possibilità di recuperare un po' il rapporto con questi ragazzi. Ma da parte nostra il rapporto non è mai venuto meno, nel senso che noi da quest'anno iniziamo questo rapporto. Dispiace che gli Ultras abbiano deciso di sciogliersi, noi identificando la squadra che sorta con la loro squadra. Però io sono convinto che se lavoreremo bene e avremo la fortuna di fare dei risultati, credo che il calore del pubblico e degli Ultras in modo particolare ritornerà in campo. Qualcuno dice che appunto con l'ultimo acquisto recentissimo di Alberto Ballarin dovrebbe essere uno dei primi passi. Altre persone molto più esperte che seguono, diciamo, il calcio cittadino da molti anni dicono che con Alberto Ballarin dovrebbe cominciare un po' a questo riavvicinamento a questo pubblico che al momento qualcuno, insomma, sembra un po', anche se prima ho visto che qualcuno era venuto comunque era lì a guardare la partita. Ma Alberto Ballarin è un patrimonio della città. Sicuramente il fatto che ci abbia dato la sua disponibilità a sostenere il nostro progetto ci conforta. Poi una squadra è formata da una rosa di 20-22 giocatori e credo che tutti devono dare il loro contributo. Ballarin è uno di questi. C'è in vista, immagino che non potrei parlare più di tanto, ma c'è in vista qualche nuovo acquisto, c'è qualcosa in vista, si sa qualcosa? No, è già da un pezzo, noi il mercato per il 90% è chiuso, noi stiamo un po' alla vetrina, vediamo un po' gli sviluppi, diciamo che ci stiamo guardando attorno per quanto concerne un eventuale tesseramento di una ulteriore punta, però ripeto, stiamo alla vetrina, fretta non ce n'è, intanto lavoriamo sul gruppo che abbiamo, che per me è abbastanza valido, poi se arriverà una ciliegina tanto meglio. Senti, una domanda, io ti ripeto non sono molto pratico di calcio, ho cominciato un po' a seguirvi, abbiamo intenzione di seguirvi e ti volevo chiedere le ambizioni? Ma le ambizioni, noi partiamo con delle ambizioni di ottenere qualcosa di importante, però nel calcio, l'ho detto anche in conferenza stampa lunedì, non siamo i soli, ci sono altre realtà tipo Pitergina, Feltresi e altre realtà che sono anni che, a parte che le Pitergina quest'anno è retrocessa, però hanno la voglia di ritornarci. Noi cercheremo di fare la nostra parte, però purtroppo nel calcio vince uno soltanto. Insomma. Grazie, speriamo di essere noi. Bocca al lupo. Grazie. Salve. Miner, tu sei responsabile del settore giovanile. Raccontaci un po' la tua su questa partita e anche sul discorso dei giovani, mi sembrano tantissimi giovani, giusto? Lo tengo io. Sì, esatto, ci sono abbastanza giovani e la soddisfazione più grande è quella che automaticamente sono tutti ragazzi del vivaio, quindi vuol dire che al di là della fusione, diciamo, che c'è stata dei due settori giovanili, noi nel tempo diremo sia come prima squadra come settore giovanile delle squadre competitive a livello interregionale per il momento, perché abbiamo una juniors che secondo me nessun'altra squadra di eccellenza o di promozione ha quella caratura di giovani, e anche le altre squadre che fanno il campionato regionale, il campionato provinciale, anche perché abbiamo 18 squadre schierate in campo a partire dall'11 di settembre di settore giovanile, in più una squadra calcio che è all'incirca su un centinaio di ragazzini. Mamma mia, un numero mi sembra molto elevato. Diciamo che la società, avendo fatto il discorso che dicevo poc'anzi di un settore giovanile unico, una prima squadra unica, dà dei grandi numeri ma anche dei grandi atleti che ci sono a Chioggia, che ci sono sempre stati. Speriamo di arrivare, di mandare qualcuno magari in Serie A o in Serie B, come abbiamo nella nostra tradizione clodiense, che c'è sempre stata. Grazie, ciao. Ciao, Grazie. arrivederci.